Succede, non spesso nella vita, che l'aiuto arrivi da chi non te lo aspetti. In questo caso parliamo di Luca Zaia e di un possibile terzo mandato. Sentite cosa risponde il primo cittadino di Padova, Sergio Giordani, a chi gli chiede come vedrebbe la possibilità di rieleggere per la terza volta il presidente della regione del Veneto. Io farei la firma e applaudirei tutto il giorno. No, potete dirmi quello che volete, è Lega, ma non mi interessa lavorare, fare le cose per la città, non mi interessa bianco, rosso, verde, a me interessano le cose per la città, per cui realizzare le cose. Abbiamo quasi 1 miliardo da investire e investiremo tutto fino all'ultimo giorno. Lo dico per la città, sottolinea il sindaco Giordani, che non ha mai nascosto di avere un buon rapporto con il presidente Luca Zaia. Aiuta la città, aiuta la città nel senso quando ho qualche problema, lui si fa interprete assieme al vicepresidente De Berti delle necessità e si lavora così, insomma, non in altra maniera. Sì, uno fa, finché c'è campagna politica, tutto quanto va bene, dopo ognuno lavora per la comunità, lui lavora per il Veneto, io lavoro per Padova, di conseguenza vado molto d'accordo, leale, corretto, niente da dire. Per quanto riguarda invece un suo possibile terzo mandato, Giordani è sicuro. Non mi fregano più, 2 mandati sono sufficienti. Andare in regione le piacerebbe? Ma anche per sogno, ragazzi. Non so mica, ragazzi, no, non sarei capace. Prima, io spero che Zaia resti, questo sì, perché devo dirvi che per me è importante come presidente, come referente,